sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera, che a noi serve la bandiera, su per i monti a guerreggiare, oi là là. Sergio Frondaroli, capogruppo del gruppo di Pinzano al Tagliamento, con Francesco Nardi di Villorba di Treviso. C'è una cosa che accomuna Pinzano e Villorba. Sì, noi, a parte l'amicizia personale, abbiamo scoperto, tramite ricerche fatte da Francesco, abbiamo scoperto che nel periodo del terremoto gli alpini di Arcade sono venuti a dare una mano per riparare sul Friuli, nel cantiere numero 10. Ecco, Francesco Nardi quella volta era a servizio militare. Sì, certo. E cosa facevate? Noi eravamo comandati nel periodo del terremoto a Gemona ad aiutare i civili, e poi eravamo comandati lungo la ferrovia Pontebana alla Guardia Massi, perché cadevano dei massi dalla montagna e i soldati dovevano fare la guardia su e giù, in modo da avvertire i treni di eventuali massi caduti. 40 anni dopo siete qui alla Dunata. Che cosa vuol dire per voi Adunata? La Dunata è un ritrovare i vecchi amici, è un incontro che ci lega sempre per l'alpinità e per le emozioni che ci dà. Infatti basta guardare chi abbiamo qua, quanti ne abbiamo qua, e qua da martedì è stato un via vai continuo di persone. Su per i monti che noi saremo, coglieremo stelle alpine per portarle alle bambine, farle piangere, sospira, poi là là.